Droga, no, non cominciamo, per favore, non cominciamo con il tunnel della droga, cerchiamo di essere un po' seri, va bene? Questa sera bisogna fare un discorso serio, va bene? Abbiamo detto che l'antenna non si va, il cappello non si tocca e il pianoforte non va, perché questo è un pianoforte che ho pagato io, questo pianoforte, hai capito? l'ha pagato a rate! Hai capito? Cosa che è un pianoforte di puro legno, va bene? Ma che raga, non cominciamo, ma cominciamo con le cose vecchie allora, scusami, Abbiamo detto che non facevamo le cose vecchie, avevamo detto sì o no che non si facevano le solite cose. Cambiamo macellaio! Ti va, il pianoforte, allora presentiamo la canzone. Sì, io perché non ci stiamo? Siamo d'accordo che non ci stiamo? Non ci stiamo seduti qui? Io certamente con te non ci sto. Ecco, molto bene. Ne guarderei bene. Allora, signore e signori, lo dico subito, questa settimana parliamo di una regione molto importante. Ma parliamone. Di una regione molto importante, Beffe. Parliamo che ne so, parliamo? Scusa per un attimo, mi sono confuso, poteva essere Lucio Flauto. Parliamo, signori, del Friuli Venezia Giulia. E questa sera vedo, sono contento. Se metti un dito nell'occhio a qualcuno glielo sfondi. Avanti, perché vedo un pubblico veramente intelligente, che sta al suo posto, bravissimi, un pubblico veramente spettacolare, il Friuli Venezia Giulia. Perché si chiama così? Perché usano il piffero. No. Friulano. Perché tutti i friulani andavano a Venezia con la Giulia. No, per favore. Come? Perché i friulani devono... Dove va lei? Venga qua. Dove crede di andare? Si segga qui al suo posto lì. Avanti, per favore. Perché l'ha già fatta? Dove voleva andare? Voleva fare il cupù questa volta, lo so io. Bene, signore, andiamo più forte. Allora il Friuli, Venezia, Giulia. Quando ti buon taralluccia. Che fai? Mangi in trasmissione? Algernon? Mangi in trasmissione, per favore. Oh, ragazzi, allora. Allora, signori, parleremo del Friuli Venezia Giulia. Ecco, dovete sapere una cosa, che la cosa più decisamente importante che c'è... Ah, che non riesci più a staccare. La cosa più importante che c'è in Friuli, signori, è senz'altro che cos'è? Le dita incrociate. Stai buono. Chi è che ha detto la grappa lì? Non suggerite, va bene? E invece no, la cosa... È lui la grappa. Lui, il famoso nonnino, quello della grappa. Signore e signori, la cosa più importante che c'è in Friuli, sapete che cos'è? La donna friulana. La donna friulana che tutti sognano di sposare. Perché è veramente fedele. Perché i baffi. No, perché è fedele. Pura friulana vergine. Esatto. L'unica pura friulana e infatti basta prendere così il vestito. C'è l'anima dentro. Che anima c'è? Devi mordarci No, caro mio. Ci cadi sempre. La donna friulana purtroppo è un grosso difetto. Quando diventa vecchia si disfa un po', la mandano tutti a Caporetto. La disfatta di Caporetto. Esatto. Oppure... Zuave de panza. Abbiamo capito. Oppure diventa molto piccola, si ritira. La ritirata di Caporetto. Esatto, la ritirata di Caporetto. Ora però devo ricordarsi... Che c'hai? Mi fai fare questo pezzo? Allora scusami, sei un bugiardo, ma avevi promesso che me lo facevi fare questo pezzo? Ma avevi promesso che me lo facevi fare questo pezzo? Avevi promesso che me lo facevi fare questo pezzo? Me lo facevi fare. Eccolo qui, cammina su una gamba sola come lo stambecco. Dunque, signore e signori, al pianoforte per presentarvi questa canzone. Un regalo storico che fecero i friulani. Che fecero. C'erano le feci, sarebbero molte fecero. Ecco, che fecero i friulani fu a quello che fecero agli ateniesi. Il Pordenone di Atene. Il famoso Pordenone. Portarono il Pordenone assieme a delle mule. Le mule sono rimaste famose durante la prima guerra mondiale, le gloriose mule di Trieste. Perché gli alpini le montavano e mandavano... Gli alpini? Non mi toccare sugli alpini! Sui cannoni. Non mi toccare sugli alpini! Lo sai che appena mi nomini gli alpini scatta subito il canto del coro La Sacca, la Sacca di Gorizia, diretta dal maestro Lelio Ruttazzi. Che non è venuto perché ha dei disturbi di stomaco, Lelio Ruttazzi. Ogni volta che io sento parlare di alpini mi viene in mente quando io e Beppe Recchi eravamo insieme nel battaglione Obesi da Montagna, ti ricordi? Ben mi ricordo, sì. Ecco, noi Obesi da Montagna cantavamo sempre... Usavate sempre per lavarvi Alpino Silvestre Vidal. Esatto, e cantavamo la nostra canzone che faceva più o meno così, la celebre canzone, ormai un best seller. Del coro La Sacca di Gorizia. La sulla vita, dove il camoscio salta, si sente lontano il suon di una scorreggia. Questa è una nuova canzone. Grazie. Mi viene da piangere. Celebre.
Queste sono le gloriose canzoni degli alpini, sulle quali prego di non fare. Hanno appena fatto il loro congresso nazionale proprio a Trieste e c'era presente anche il famoso Can, voi sapete? Il Can di Trieste. Il famoso sindaco di Trieste è il Can. Solo davanti a un fiasco di vin, quel fiol di un can fa le feste, perché sei un Can di Trieste e che piace il vin. Finalino, e che piace il vin. No, aspetta. Non è questo il pezzo. Ora ce la Non era questo il Non si pezzo. può procedere a questo punto. Perché? Se penso che questi poveri ragazzi hanno imboccato il tunnel della Drocca. Mi dica per favore, scusate un attimo, lo devo riportare in posizione. Dovete sapere che a Monfalcone in questi giorni stanno facendo la seconda serie di un noto telefilm televisivo a Monfalcone. Monfalcon Crest. Esatto, Monfalcon Crest. E inoltre c'è da dire che... interpretato da Anche gente l'altro serial televisivo fanno nel Friuli. Cioè? Dagelas. Dagelas. E poi inoltre hanno fatto quella... Devo dire che molti friulani purtroppo sono stati feriti sul Carso, ma questo fuori dalla Non possono avere caso da non affrontare. Bene signori, questa è una tipica canzone friulana, vedete che stasera il clima è un po' ridimensionato perché veramente abbiamo cercato di dare il momento serio della trasmissione. La canzone friulana si chiama Oh Darli. Cioè sarebbe in lingua vuotarli. Odarli. Spiega perché. Vuotarli. È una storia che implica la storia di questi ragazzini friulani, i quali dopo le vacanze di Natale, pieni di roba, bisogna vuotarli perché sennò scoppiano. Esatto. Anche dovuto al Prenderli fatto che, per i piedi. come sanno tutti, i friulani sono molto raccoglitori, stretti, quindi raccolgono i bambini già da piccoli in queste tasche possenti tutti i loro piccoli averi. Pronti? Vai Vuotarli. con liscio. Oh darling, Vuotarli. if you leave me. I fiulini, vuotarli. I fiulini, i Allora, bambini. da capo. Oh darling, Rivuotarli, prendendoli per i piedi, sbattendoli. if you leave me. I fiulini. Vuoto. I never make it alone. Ande al manco sul telon. Cioè per vuotateli vuotarli. sul telone, così possiamo prendere tutto quello che viene fuori dalle tasche, udarli sul È telone. come sbattere le olive con la rete sotto per raccogliere. Believe me when I tell you. Bellini culatelli. Allora, believe me when I tell you. Bellini culatelli, perché da queste I tasche never make it andate alone. almeno sul telone. Pronti? Un coro. Oh darling. Snap, sgnau. Snap, sgnau, Snap, perché è la sgnau. grappa friulana. La grappa Quindi friulana, voi dovete la fare snap, sgnau. oh darling, snap, Snap, sgnau. Sei sicuro? Sì. Sei pronto? Allora, attento, Cioè è come se tu uscissi dal tunnel della Drocca. Hai capito però? Snap, sgnau. Allora, pronti? Oh, non mi fate ridere, per favore. Lei, per favore, signor Gianluigi Rondi. Dunque, allora. Oh darling. Snap, sgnau. Più Sei secco. come di marcia. Era una grappa dolce, più secca la grappa. Esatto. Oh darling. If you leave me. Perché A? No, avevamo provato O. Ah, preferisci l'altra vocale? Allora, Proviamo con S lunga. dai, avanti. Oh darling, if you leave me, I never make it alone. Allora, believe. One, two, 3, 4. 5, 6, Dai, believe. Guarda che siamo i fiori noi in Genova. Dai, avanti, basta, bene? Allora, believe me when I tell you. No, aspetta, è presto, è prematuro. È un parto prematuro. Facciamo dopo Casoglio. Believe me when I tell you. Dopo, devi fare. Esatto, believe me when I tell you. Che fanno tutte le vocali. E lo fa lui, tu devi fare U. Allora, 1, 2, 3. Believe me when I tell you. No, devi fare U. Dai, vai, avanti. Believe me when I tell you. I'll never make it alone. Believe me, darling. When you told me. Cos'è questo? Scusa. Sono le donne friulane che danno del becchime da mangiare alle galline. Esatto, allora. When you told me. Franco, scusami. C'è un Alle galletto galline, qui. non ai galli castrati, per favore. Allora. Si chiamano If you poi. told me you never need me anymore. Well, you know, I really broke down and cried. If you told me
You never leave me anymore. Well, you know, I really broke down and cried. No, aspetta un attimo. Questo qui deve essere il bacio che dà Beppe Recchia ogni mattina alla telecamera. Esatto, allora. La sua vera e unica innamorata. E la telecamera sviene, allora. When you told me you never need me anymore. Well, you know, I really broke down and cried. Ah, ma dovevi dirlo prima questo, che se lo sapevo!